Tangenziale sud di Udine, aeroporto di Campoformido, campi da golf di Bicinicco, autodromo di Mortegliano sono alcuni degli esempi di consumo di suolo in regione contro i quali combattono diverse associazioni ambientaliste. Oggi si è svolto un presidio nei pressi della lottizzazione Il Chiastelut di Orgnano di Basiliano. I continui sacrifici di terreno agricolo per la realizzazione di opere pubbliche e private, inutili e terrivore, comportano anche una perdita di valori storici e culturali del Friuli, alla quale ci opponiamo con decisione. Con queste motivazioni Legambiente, WWF, AIAB, Italia Nostra e Radio Onde Furlane hanno organizzato questa mattina ad Orgnano di Basiliano, nell'ambito della Giornata Mondiale della Terra, la seconda marcia per la terra contro il consumo di suolo. Dalla piazza del paese è partita una marcia conclusasi con un presidio nei pressi della lottizzazione Il Chiastelut, scelta come simbolo per il Medio Friuli delle politiche contro cui si scagliano le associazioni. È un classico esempio di speculazione edilizia anni 70 ed è un classico esempio di come per costruire si sacrifichi terreno agricolo fertile e di grande qualità. Parliamo di una realtà di 12 ettari che verrà edificata con 40 villette di lusso, completamente isolate dal contesto del paese di Orgnano. Siamo qui per denunciare l'occupazione di suolo, non solo ad Orgnano ma purtroppo in tutta la regione, con chiari esempi che stiamo denunciando. Il progetto della realizzazione di una pista di atterraggio a Campoformido per circa 60-70 ettari di campagna. Parliamo della tangenziale sud che attraverserà per 14-15 km campagne fertili di quest'area. Parliamo dell'autodromo di Mortegliano, decine di ettari di campagna che dovrebbero andarsene non si sa per chi e per cosa. Parliamo di campi di golf per oltre 100 ettari a Bicinicco e a Castions di Strada, ma parliamo anche di come con i riordini fondiari si altera e si modifica il paesaggio della regione. È quasi una malattia che fa perdere le proprie risorse, la possibilità di avere terreno disponibile per le coltivazioni e anche a danno della natura, quindi contro la biodiversità. Ma noi non molleremo perché la partita in gioco è molto elevata, la natura è importantissima e soprattutto la civiltà che si basa sull'agricoltura non può perdere le proprie basi.